Insomma, probabilmente domenica 23 probabilmente sarò su Ecco, perché mi hanno intervistato, non so se alla fine, però insomma, gli ho dato un po' di dritta, spero che non mi maltratti, in teoria no, ma poi vediamo cosa succede. Allora, li ho portati anche a Cairano San Marco. Perché li ho portati a Cairano San Marco? Ho portato gli uomini a Cairano San Marco. Perché a Cairano San Marco è capitato questo. Quel comune è stato, non so se è fortunato o sfortunato. Poi direte voi se è fortunato o sfortunato. Molto probabilmente alla fine è fortunato, perché siamo riusciti nel corso di questi ultimi giorni a trovare un cavillo normativo con la collaborazione di Calderoni, siamo riusciti a risolvere il problema. Ma non ve lo racconto com'era fino a 15 giorni fa. Il comune di Cairano San Marco ha avuto la sfortuna che un cittadino privato cittadino ha fatto una donazione di 1,5 milioni di euro per fare una scuola, ancora 4 anni fa, 3 anni fa. Ovviamente, insomma, trovi un cittadino che ti fa una donazione di 1 milione, magari bene, incamerano i soldi, lì incamerare questi soldi ti porta alle spalle di avere un saldo molto buono, cioè fate finta, il figlio, un voto altissimo alle spalle. Cosa capita? Arriva avanti, ovviamente i soldi li devono ancora iniziare a spendere per fare il progetto. Adesso sono arrivati al momento in cui li devono spendere. Cosa succede? Siccome non è che tu l'avanzo, che 1,5 milioni ti arriva ogni anno, quell'anno l'hanno avuto, l'anno successivo non l'hanno avuto, l'anno successivo ancora non l'hanno avuto. Cosa vuol dire? Che per assurdo loro, per rispettare il patto di stabilità che guarda indietro, avrebbero dovuto trovare un'altra persona che gli dà 1,5 milioni di euro. Guarda che non è una barzelletta, è così. Cosa significa? Siccome quest'anno il patto di stabilità prevedeva che c'era una sanzione pari allo sforamento, sapete qual era il taglio che doveva avere Cairano San Marco quest'anno per colpa del patto di stabilità? Normalmente porta a casa più o meno quello che ho portato a casa voi, 2.400.000 euro. Il taglio che doveva subire per il fatto che l'anno scorso non ha centrato il patto di stabilità era di 1,5 milioni di euro, cioè gli dimezzavano i trasferimenti, che voleva dire mandare il comune a massacro del sesto. Ma questo non ha mica fatto del male, cioè, ha fatto del male, ha portato a casa dei soldi del privato dentro la pubblica amministrazione, non sarà mica una roba base. Allora, quando vado a trattare per questa questione, chiamo un capo, un dirigente massimo del Ministero dell'Interno, no, del Ministero dell'Economia, che segue gli enti locali, non il Ministero dell'Interno, e gli propongo la cosa, ma prima ancora lui mi dice: ma io la conosco. E anche devo dire che ho apprezzato un suo intervento che ha fatto in commissione bicamerale. Allora, mi apprezza, mi conosce, è già un buon inizio. Ti dico, io la chiamo per il comune di Cairano San Marco, e lui mi dice: io conosco il caso di Cairano San Marco. Allora, conosce me, conosce il caso di Cairano San Marco, il buon senso dice che è una cosa da risolvere, mi dica cosa devo fare, che ordine del giorno, che emendamento, che roba, in maniera che risolviamo la roba. Sapete cosa mi risponde lui? Stiamo parlando di 6 mesi fa. Mi dice: quel problema è irrisolvibile, secondo me il sindaco ha sbagliato ad accettare la donazione. Capite? Allora, per fortuna, perché lui fa l'analogia di un altro comune del sud, che in quel caso invece si parlava di 21 milioni di euro, dove il comune aveva portato a casa un finanziamento europeo di 16 milioni di euro, ma per portare a casa quel finanziamento di 16 milioni di euro doveva esserci il cofinanziamento di 4 del comune, e quei 4 del comune erano una spesa che gli aveva portato fuori. E io gli ho risposto: beh, primo non è la stessa cosa, perché quel comune del sud ha scelto di fare quell'investimento, poteva decidere di non farlo, mentre il comune del nord, nel caso di Cairano San Marco, non poteva dire di no alla donazione, perché se io sono cittadino di Cairano San Marco e il mio sindaco denuncia la donazione, il giorno dopo lo denuncio per danno erariale. Quando gli ho detto così si è messo a balbettare, perché ha capito che probabilmente aveva detto una fesseria. Devo dire che poi è stato tra quelli che mi ha aiutato a uscirne. Sapete come? Molto semplice. La nuova norma sul federalismo premi e sanzioni prevede che per quanto riguarda le sanzioni non possono essere superiori al 3% rispetto allo sforamento. Cosa vuol dire? Che avrà un taglio di 60.000 euro invece di 1,5 milioni. Se l'abbiamo risolta all'italiana, ma è un'assurdità. Ovviamente a Cairano San Marco sono felicissimi, ma è un'assurdità. Cioè Cairano San Marco paga una multa di 60.000 euro per aver accettato
fama appena su del posto si nasconde sempre in Cina un birichino, perché tu arriva al Cina e parte fatica, è così. Ma perché effettivamente, cioè, immaginate che ci sono aziende, stiamo parlando che non c'è liquidità, che le banche non danno soldi alle imprese, e i primi a non dare soldi alle imprese sono le amministrazioni pubbliche, perché per rispettare i patri familiari dicono vi pago 8-31-12, perché così passa un altro anno e ovviamente il cane che si morde la coda, perché poi man mano accumuli debito senza renderti conto, e alla fine su questo posso dire che è un'altra cosa, che se non cambia la situazione economica quei soldi me li fregano. Cioè se ricomincia a rigirare l'economia è una cosa, ma se continua ad andare così non è che la cosa non può continuare, nel senso che siccome quei soldi Tremonti li ha spesi per pagare altre cose, non è che gli stessi soldi li puoi usare per fare quelle cose, tu li hai usati di cassa per coprire altre cose o per non emettere certificati, cioè è un debito nascosto, capite? È un debito nascosto, perché quei soldi che sono dei comuni lui li ha usati per fare altre cose, perché sennò quando io faccio l'emendamento, io o anche altri parlamentari che dicono cambiamo il patto di stabilità e facciamo in modo di rendere liberi gli avanzi in maniera che facciamo partire l'economia, ci diamo una spinta, sono 30-40 miliardi che farebbero partire, non è un ponte sullo stretto che forse se parte fra 20 anni, capite? Che non fa PIL, non fa prodotto interno lordo, lo farà forse, se chissà. Questo è il prodotto interno lordo subito, immaginiamo poi nel settore dell'edilizia, quante imprese sono ferme in questo periodo, sarebbe il Tocassana, capite? Altro che pagare la cassa integrazione. Sblocchiamo queste cose inefficaci. Ma quando propongo l'emendamento ti dicono come lo copri. Cosa vuol dire? Che entrata metti a compensazione di queste spese? Sono soldi loro? No. Allora quando ti arriva la domanda come lo copri, tu capisci che prima o poi se l'economia non comincia a girare ti diranno guarda che per me vale la cassa, non vale più la competenza. Chi ha fatto l'amministratore sa come funziona il comune, cioè che c'è la contabilità di cassa e di competenza, non come le imprese che lavorano solo di cassa. C'è la competenza e la cassa. Quindi in questo senso stiamo attenti. Io avevo tentato anche una via d'uscita, che era quella di dire, vabbè, facciamo un'altra operazione, visto che è così, che quei soldi ce li state espropriando, facciamo un'operazione di questo tipo per i comuni, ho fatto proprio l'emendamento, cioè facciamo in modo che i comuni che sono poco indebitati, guardando avanti, non guardando indietro, cioè quelli che ricuperano il debito, nei 2 anni li lascio liberi del patto di stabilità. Cosa vuol dire? Che l'avanzo amministrazione me lo porta alla riduzione del debito, allora il sindaco può andare in piazza e dire guardate quest'anno non si fa nulla, però sappiate che ho ridotto il debito e l'anno prossimo saremo liberi. Beh, su un obiettivo di questo tipo la cosa funziona, anche perché se riuscissimo effettivamente a dire ai mercati internazionali che il nostro debito da 1.900 miliardi passa a 1.850, è un segnale mica da poco, perché quando si parla dei mercati, di speculatori e compagnie, ragazzi, voi provate a immaginare se avete prestato dei soldi a uno e sapete che il suo debito